In questi mesi doveva iniziare il rilancio per il territorio dell'Alta Marca Trevigiana dopo il riconoscimento UNESCO del luglio del 2019 e qui alla sede della Regione Veneto per quanto riguarda la protezione civile abbiamo chiesto al governatore Zaia un'idea su un turismo specifico, un piano della Regione Veneto per il turismo collinare e quello enogastronomico. Sicuramente tra le idee della Regione Veneto c'è anche quello di differenziare il piano sulla base delle diverse località turistiche presenti nella Regione Veneto. Volevo chiederle, Presidente, questa doveva essere la prima stagione per l'Alta Marca Trevigiana, per il territorio riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, di partire appunto con la stagione turistica. È previsto uno specifico piano della Regione Veneto per il turismo enogastronomico o collinare? Ieri ha parlato di quello, ovviamente. Ma guardate, in generale è previsto, nel senso che l'industria turistica sta soffrendo. Ben venga questa domanda, è la prima industria in Veneto, 18 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze e siamo i primi in Italia. Quindi la più grande macchina turistica in Italia è quella del Veneto. Migliaia di occupati, la sofferenza è grave, la situazione è grave e noi speriamo che si possa recuperare quantomeno quota parte della stagione estiva. Sento molti operatori che mi dicono già se potessimo pensare di fare il pieno luglio e agosto, io penso che dobbiamo sperare e assolutamente lavorare perché questo accada. Ho parlato con l'assessore Paner anche ieri sera e stiamo predisponendo anche una campagna di promozione rispetto anche a quei paesi che sono nostri, come si può dire, ormai familiari, cioè i tedeschi che vengono qua vengono da una vita, per cui sono non ospiti graditi di più e molti altri cittadini che insomma conoscono le nostre località. Penso che sia fondamentale per quanto riguarda l'enogastronomico e il patrimonio dell'umanità come nel caso del Prosecco, ovviamente si va anche lì a promuovere. Lì vi ricordo che c'è poi l'associazione che è stata fondata e quindi ovviamente l'associazione anche dei finanziamenti vedremo di capire cosa deciderà di fare. Certo che c'è stata una battuta d'arresto, cioè, diciamo, la rincorsa era buona ma alla fine ci hanno detto che la gara era stata rinviata. Grazie.